si stanno adeguando al sistema liberistico occidentale. Questa è la situazione del mondo. Ed è questo che genera la persecuzione o impedisce di guardare il volto dell'altro che non partecipa al sistema. Perché? Vorrei leggere un piccolo brano dell'Apocalisse. È stato scritto 1900 anni fa. No, 1900 anni fa. Allora, la seconda bestia è quella più pericolosa, che all'interno della nostra società, ma è al servizio di un potere nemico dell'umano, cosa fa? Ha impresso su tutti, il drago, la prima bestia, ha impresso su tutti un marchio nella mano destra. Perché essi sono capaci di far sì che tutti, piccoli e grandi, attenzione, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevano un marchio sulla mano destra e sulla fronte e che nessuno possa comprare o vendere senza tale marchio. Commentando con Agamben questo brano, lui diceva: sai cos'è qui, no? E il codice, come si chiama? Il codice, la farma, quello che c'è sempre, non si può comprare nulla se non c'è quel codice, no? Cioè il nome della bestia e il numero del suo nome. Noi siamo cioè alla vigilia di una grossa esplosione del sistema, per cui possiamo riscoprire quei valori dell'accoglienza e del comune riconoscimento del volto dell'altro, così com'è, brutto o bello, no? Uomo o donna, solo se cogliamo i presupposti del loro riconoscimento, della non accoglienza. E il presupposto è uno solo. Il Papa, che l'ha denunciato la prima volta nell'Evangeli Gaudium, ha suscitato reazioni enormi, è stato accusato di marxismo, soprattutto dai cattolici conservatori americani. Pensate, Michael Norton, il cosiddetto verbe cattolico, che ha dedicato tutta la sua vita a mostrare come il cattolicesimo è in supporto del liberalismo, giustamente l'ha accusato di marxismo, no? Di comunismo e via dicendo, c'era tutta la polemica. Bene, il problema è che la nostra società è pagata ed è pagata nelle sue fondamenta. Questo è il problema. Ma non lo sto dicendo per fare una semplice denuncia. Il problema è che ne siamo tutti prigionieri, perché tutti abbiamo quel marchio impresso qua e qua. Cioè, altrimenti come facciamo a comprare l'insalata, la carne, i vestiti, i libri? Come facciamo? È possibile? Bisogna dire con Heidegger: solo Dio ci potrà salvare. No, io non so rispondere a queste domande, mi interrogo sulla mia vita, non in astratto. Cioè, io ci vivo dentro questa società, ci vivo fino in fondo, pur essendo consapevole di tutto il dramma che si consuma.
messe in questione le nostre vite, cominciarsi a fare delle domande. Noi abbiamo da lungo tempo smesso di farci le domande. E invece la domanda è la chiave della trasparenza del cambiamento. Alle buone domande non c'è risposta, bisogna studiare. Non è venuto il tempo delle domande vere e dello studio, perché noi non ce ne rendiamo conto, ma qui è in gioco di più. Vanno al governo i socialisti, i cristiani, qui c'è in gioco il pianeta intero. Vi do due notizie su cui la Philip Morris, multinazionale del tabacco, sta citando in giudizio un paese del Sud America, non mi ricordo se di Nicaragua o del centro della Sud, perché dice che le leggi contro il fumo di questo Stato danneggiano i suoi affari. Loro vogliono che queste leggi siano cancellate, perché così i cittadini dei paesi, magari i bambini, fumino di più. Questo è uno dei danni. E recentemente mi sembra il governo del Canada è stato costretto a ritirare una legge un provvedimento di legge che voleva che fossero tolte alcune componenti della benzina perché dichiarate cancerogene. E insomma, oggi è questo il gioco. Dei gruppi di interesse privato, di cui fanno parte, non lo so, quante persone, 50.000, 100.000, vogliono decidere il destino di tutto il pianeta. Qui non è più in gioco la sinistra o la destra, noi ce ne dobbiamo rendere conto. Vogliono privatizzare l'acqua. Non so se a voi è giunta questa notizia, che in un paese, sempre un paese sudamericano, con politici complici, avevano accettato di fare questa legge sulla privatizzazione dell'acqua, perché questi multinazionali volevano impedire ai campesini, di raccogliere l'acqua privata. Non so se ci rendiamo conto di qual è la posta in gioco. La posta in gioco è la distruzione dell'intero pianeta, dei nostri figli, dei nostri nipoti, perché questi pazzi furiosi non vivono come, cioè nella totale e assoluta ignoranza del fatto che noi dobbiamo consegnare questo pianeta alle generazioni successive. Loro vogliono sfruttare e fare il massimo profitto oggi e non. E chi se ne frega delle generazioni successive? Cioè hanno cortocircuitato il senso stesso della vita, che è trasmettere di generazione in generazione la vita come facevano i nostri contadini, che piantavano un albero di cui non avrebbero mai mangiato i frutti, né loro, né i loro figli, ma i loro nipoti. Quando sta morendo Giacobbe, chiama Maria, chiama Giuseppe e gli dice: ti prego, portami i tuoi nipoti, li voglio benedire, i tuoi figli. Giuseppe Giacobbe non vuole benedire il figlio, vuole benedire i nipoti, cioè vuole lanciare la benedizione il là possibile del tempo. Un filosofo, Charles Wittgenstein, fa capire se tu interrompi il processo per una generazione cosa può succedere. Quello che è successo nella Germania nazista. Hitler, per i suoi deliri, cercava l'ebreo solo fino al nonno, ma non al bisnonno. Ci sono stati tanti bisnonni che erano di origine ebraica, che sono stati i carnefici dei loro pronipoti. Cioè i loro discendenti sono stati carnefici. Basta interrompere. Questi vogliono interrompere proprio il meccanismo che
E quest'altro gli rispose: ma che ti frega, noi andiamo da un'altra parte, ma fra qualche tempo non ci sarà più un'altra parte dove andare. Voi in Sicilia ne sapete qualcosa? Allora è un problema enorme che ci impegna tutti a una presa di coscienza radicale, perché non ci sarà tempo. Non ci sarà tempo. Se passano certi trattati non sarà un processo per cui che ritroverai i bambini ammalati di cancro a 3 anni, 4 anni. Come dire, io trovo che sia venuto il momento di farsi le grandi domande su perché siamo su questo pianeta, qual è il senso della nostra esistenza. Io credo che il senso della nostra esistenza sia quello di celebrare l'esistenza stessa, di viverla, non di consumarla attraverso defatiganti mediazioni di denaro, ma di viverla semplicemente. Io non sono credente, sono agnostico, ma ho preso grandi lezioni. Vedete, il sabato ebraico, che è veramente una dimensione grandiosa, è una dimensione che ti insegna che la vera vita non è produrre e consumare, perché di sabato ebraico è proibito al buon ebreo. Non consumi, non produci, perché se consumi induci un altro a produrre. Tu, lo straniero che abita presso di te, il tuo animale, la tua zona, tutto deve rientrare nella santità della creazione, anche se è formidabile, cioè ti fa capire che la vita è un'altra cosa. Quando ho detto a certi ebrei, questa cosa dice, ma cosa fai? E cosa fai? Fai l'essere umano, stai con i tuoi figli, racconti storie, canti canzoni, mangi grazie a Dio, non fast food, slow food. Fai l'amore con la tua consorte e il tuo consorte, con il tempo di fare l'amore, non quella forma di consumo del sesso. E poi accogli il viandante, visiti l'ammalato, fai l'essere umano. C'è una storia molto divertente su questo, che c'è un rabbino il quale è tenuto l'osservanza del sabato, ma lui è un appassionato di golf. È pazzo per il golf, e un sabato gli viene questa voglia di andarsi a fare le 18 buche. Allora di nascosto si camuffa, prende la macchina che non dovrebbe poter prendere e arriva in chiesa all'ebraico, quindi non c'è nessuno, c'è solo lui. E lui piazza la sua pallina, imbraccia, la mazza, non sento assolutamente. Vibra un colpo straordinario e la pallina con quel solo colpo fa tutte le 18 buche del campo. In alto il Padre Eterno dice ad Abramo: hai visto che punizione dura gli ho dato? No, dice, scusa, con tutto il rispetto, padrone del mondo, ma come punizione dura? Fare 18 buche non sono colpa il sogno di qualsiasi golfista. Questa è della chiara punizione. Con aria sornione e maliziosa Dio dice: sì, Abramo, ma chi potrà raccontarlo? Per una volta non abbiamo fatto intervenire il pubblico, ma credo che questa volta abbiamo avuto davvero tanto da ascoltare e credo anche da imparare. Io ricordo ancora una volta la petizione di Amnesty che potete firmare all'uscita. Ringrazio tutti voi perché ogni volta che facciamo un'iniziativa c'è sempre più gente e questo, se me lo consentite, è un messaggio di speranza, non possiamo lasciarci dopo anche questa presa di coscienza della realtà molto dura. Grazie ancora.